Il libro intanto viene presentato a Treviso in questa circostanza perché oggi si ricorre la giornata mondiale sulla salute mentale. È un libro scritto da mia figlia che ha sofferto per 10 anni i disturbi dell'umore, chiamiamoli così, soffriva di depressione, soffriva di bipolarismo e nell'ultimo periodo, a cavallo del lockdown, la malattia si è aggravata e praticamente ha avuto parecchie crisi con gesti anticonservativi e sono iniziate una serie di ricoveri presso i reparti psichiatria. Questo libro è la sua testimonianza diretta di ciò che si soffre, di ciò che accade all'interno di quei reparti, di ciò come lei ha combattuto cercando di superare prima lo stigma verso il mondo esterno, secondo combattere proprio per risollevarsi dalla malattia. Questo testo è stato scritto durante i suoi ricoveri nel 2021. All'interno del quale sono stati anche inseriti 2 QR code, all'interno del quale QR code c'è una lunga intervista dove lei racconta della sua malattia ed era consapevole di doverci convivere per tutta la vita e raccontava esattamente ciò che passava, ma non solo lei, ma tutti quelli come lei. Non a caso il libro lei l'ha voluto intitolare Noi voci invisibili. Che cosa abbiamo fatto? Cosa si può fare? Si può fare molto attraverso la divulgazione del tema del benessere mentale, perché ancora è circondato dallo stigma, dalla diffidenza. Prevalentemente le persone che soffrono di questi disturbi sono ai margini della società, ai margini della società civile. E lo scopo di questi incontri, quindi fare rumore attorno a questo tema, serve per sensibilizzare le coscienze, serve per creare una cultura, perché come diceva mia figlia giustamente nella sua introduzione, se hai un braccio rotto lo ingessi, vai in giro, lo vedi, ma nessuno ti condanna o ti stigmatizza. Se hai un disturbo mentale, psichiatrico, psicologico, non vedo perché ti devi nascondere, dobbiamo avere posto nella società anche noi. La seconda parte del problema riguarda le famiglie che devono gestire queste situazioni così drammatiche, così complicate, perché i servizi di sanità pubblica, con tutti i limiti che hanno, fanno e svolgono un lavoro egregio, eccellente, ma superata la crisi, superato il picco di crisi, superato quindi quelle che sono le difficoltà iniziali, poi c'è tutta la gestione del quotidiano e allora o se ne fa carico la famiglia e quindi farsene carico significa rinunciare a una parte della propria vita, rinunciare al lavoro, come ha fatto mia moglie quando abbiamo deciso di gestire in casa mia figlia, ha rinunciato alla sua attività, ma l'abbiamo fatto con grande amore, con grande passione, con grande dedizione, pur di aiutarla a risorgere dalle ceneri come voleva lei. Oppure, come è successo poi dopo l'evento tragico, attraverso le associazioni di volontariato. Non a caso oggi sono qui a Treviso, invitato dalla cooperativa Il Solco, che è una cooperativa sociale che offre lavoro a persone che sono disagiati dal punto di vista psichico, appartengono alla rete dei centri di salute mentale e bisogna dare uno scopo, una prospettiva di vita anche a queste persone. Nel caso nostro, alla morte di nostra figlia, ci è venuto spontaneo tramutare questo libro in uno strumento, quindi potente, di divulgazione dell'argomento e da qui è nata anche un'associazione di volontariato che hanno voluto chiamare i nostri collaboratori La Voce di Elisa e si occupa proprio di promuovere lo sviluppo della cultura del benessere mentale, si preoccupa di raccogliere fondi attraverso delle iniziative e dare sostegno psicologico a dei ragazzi che chiedono aiuto presso la nostra associazione. Quindi ci vuole una sinergia tra le strutture pubbliche, le associazioni di volontariato e soprattutto le famiglie, perché se non c'è la sensibilità o la forza da parte delle famiglie il sistema non può andare avanti.